È tempo di vendemmia in tutto il Veneto e le prime impressioni lasciano intendere che sarà una buona annata. Salvo stravolgimenti climatici improvvisi e imprevedibili, l'estate ha infatti garantito ai vigneti veneti delle condizioni favorevoli che permetteranno ai viticoltori di lasciarsi alle spalle il disastroso 2014 e godersi un aumento della produzione media del 10%. Si parla anche di punte superiori, anche del 15%, per esempio nel Veronese, che ricordiamo che il Veronese e la Marca Trevigiana assieme fanno oltre i 3/4 della produzione complessiva della regione Veneto, con punte che arrivano addirittura, per esempio, la provincia di Vicenza anche al 50%, ma perché? Perché la zona di Breganze, per esempio, lo scorso anno era stata colpita da gravi grandinate, per cui è chiaro che la produzione sullo scorso anno è in aumento. Più prodotto ma anche più qualità. La vendemmia 2015, non danneggiata da funghi, parassiti e fenomeni atmosferici, restituisce ai produttori un'uva perfettamente sana e integra, maturata in tempi più lunghi. La qualità, i dati a 2 giorni, al 10 di agosto, ci confermano maturazioni più lente rispetto a quanto ci si poteva attendere, ma questo è dovuto proprio a queste elevate temperature. Però maturazioni costanti, maturazioni prolungate, che accanto a zuccheri ed acidi stanno accumulando notevoli quantità di aromi. Il confronto con le annate precedenti porta assolutamente su livelli da primato gli aromi, almeno del Pinot Grigio e dello Chardonnay che abbiamo analizzato sti giorni, ed anche per quanto riguarda le rosse, le prime verifiche confermano uve molto colorate. Indicazioni che mettono il sorriso ai viticoltori e a tutto il Veneto, che ha nella produzione di vino un comparto strategico e trainante dell'economia regionale. In Veneto ci sono 80.000 ettari di vigneti, abbiamo 37.000 aziende vitivinicole presenti con un fatturato di 1 miliardo e 670 milioni di euro, quindi sicuramente un comparto vivissimo, importante, che cresce a 2 cifre e che rappresenta il 31% dell'export veneto e il 32% comunque dell'export nazionale, quindi sicuramente è un comparto importante, in un momento in cui gli altri comparti purtroppo della nostra agricoltura rivestono e hanno grandi difficoltà nei prezzi e nei prodotti e nella collocazione dei prodotti. Il reparto vitivinicolo veneto, con le sue eccellenze, con i suoi DOC, con i suoi GP, è naturalmente la punta di diamante dell'agricoltura veneta.